Grazie a tutti e grazie dell'invito a essere qui con voi in questo convegno interessante, perché appunto, come già diceva il nostro Presidente, cerca di fare un discorso trasversale, non fermo solo al 38, cercando anche di evitare false analogie e di complicare comunque il quadro. Io vorrei parlare soprattutto delle leggi razziali del 38. Stiamo ormai arrivando alla conclusione di questo 80° anniversario, che è cominciato con la solenne cerimonia delle scuse dei rettori italiani riunite in Sapienza a Pisa nel giorno anniversario del 18 settembre, nel quale il re firmò nella tenuta di San Rossore il primo dei decreti razziali, quello che espelleva dalla scuola gli studenti e i professori ebrei, anche se, come ricordava giustamente il nostro Presidente, oggi o domani, non mi ricordo se il 17 o il 18 novembre, la legge razziale generale, quella che univa i vari decreti che erano già stati emanati. E poi questo discorso delle scuse ha avuto grande risonanza. Vorrei fare un po' un quadro complessivo di quello che finora hanno detto queste celebrazioni, partendo proprio dal discorso delle scuse, su cui ho sentito molte critiche, comprese quelle del mio Presidente. In una cena qualche settimana fa lui era piuttosto perplesso delle scuse. Io vorrei solo sottolineare che il tema delle scuse è un tema ben presente in una tradizione, a livello internazionale, in quella che si chiama Transitional Justice, giustizia di transizione, che vede accanto alla giustizia penale vera e propria tutta una serie di altre azioni e interventi di carattere anche simbolico, e tra questi le scuse ufficiali di uno Stato o rappresentante di uno Stato sono molto diffuse e anche creano una serie di problematiche, ovviamente, ma io non ritengo che siano fuori luogo, perché è vero che si dice che le università italiane di oggi non c'entrano niente con quelle di allora, ma è chiaro che c'è una continuità istituzionale, per cui i rettori che si sono scusati davanti alla comunità ebraica e direi davanti alla comunità nazionale, perché le leggi razziali comunque tolsero dalle università scienziati e deprivarono il patrimonio intellettuale italiano, rappresentavano comunque l'istituzione università che nel 1938 non reagì, o meglio reagì nella maniera sbagliata, dividendosi le cattedre che erano state liberate dai professori cacciati, e senza che ci fosse un consiglio di facoltà che ritenesse di dover dare una solidarietà, se non altro umana, ai loro colleghi che da un momento all'altro venivano espulsi dall'università, rappresentano quelle istituzioni. Per cui io non ho trovato fuori luogo la cerimonia delle scuse. Ho trovato casomai fuori luogo, ma questo fa parte purtroppo della società dello spettacolo nella quale viviamo oggi, che la cerimonia delle scuse ha avuto un grande rilievo mediatico. Il convegno internazionale che l'Università di Pisa aveva, e in particolare il collega Michele Battini, aveva organizzato subito dopo, con presenze molto importanti, non ha avuto quasi nessun rilievo. A parte la cerimonia delle scuse, mi pare che dal punto di vista scientifico questo anniversario non abbia prodotto grandissime novità in tema di ricerche. Questo anche perché in parte le ricerche sono ancora in corso, ovviamente, in parte perché in realtà la storiografia italiana aveva lavorato precedentemente su questi temi. E allora vorrei segnalare alcune acquisizioni
che sono state raggiunte e che credo almeno a livello di comunità scientifica vengono ormai considerate scontate. Il primo, lo accennava Andrea e lo sosteneva con forza il Duce, è che la legislazione italiana non ha un input esterno, rappresenta una decisione autonoma di Mussolini, il quale non vuole fare un regalo a Hitler, ma si situa all'interno di una situazione ben precisa del regime, in cui soprattutto dopo il fallimento dell'esperimento corporativista che doveva rappresentare per il fascismo il modo in cui agganciare i sudditi italiani a uno Stato di tipo nuovo, bisognava trovare, anche in previsione della guerra, una nuova strumentazione per poter compattare gli italiani nei confronti di un nemico che ovviamente era un nemico interno, quindi era un nemico particolarmente insidioso, anche se appunto era un nemico del tutto virtuale. Tutti sappiamo che la presenza ebraica in Italia era una presenza molto ridotta, che si trattava per di più di persone pienamente integrate nella società italiana. Nelle testimonianze che abbiamo sentito in queste settimane, in questi mesi di sopravvissuti, molti dicono ci siamo accorti di essere ebrei solo in occasione delle leggi razziali. Alcuni di questi erano convintamente fascisti, c'era stata una importante presenza ebraica dentro il fascismo, ma le leggi razziali si situano all'interno di un percorso che il fascismo fa. L'immediata antecedente da sottolineare è la legislazione razziale che aveva preceduto di un anno quella antisemita nei confronti dei rapporti tra italiani e sudditi dell'impero coloniale italiano. In particolare mi riferisco al regio decreto legge numero 880 del 1937, che vietava il cosiddetto madamato, cioè rapporti di indole coniugale, anche se non formalizzati in un vero e proprio matrimonio, e tanto più i matrimoni fra italiani e sudditi delle colonie africane, istituendo un vero e proprio regime di apartheid nell'impero coloniale italiano. Era una legislazione che poneva in primo piano la purezza della razza italica e il pericolo di una contaminazione con africani, con neri. Il problema dei neri sembra poi ritornare oggi con particolare forza nell'opinione, nel dibattito e nell'immaginario collettivo italiano. Vabbè, ma di questo forse parlerà qualcun altro. Però questo è solo l'immediato precedente, perché in realtà vi era tutta una serie di atteggiamenti, di discorsi di Mussolini, di revisione del codice civile, per esempio in tema di cittadinanza, che già accentuavano a partire dai primi anni '20 il discorso della razza e della stirpe. Michele Battini ha situato questo antisemitismo, questo razzismo all'incrocio fra rottura del rapporto tra cittadinanza e diritti, che aveva attraversato questo rapporto, aveva
costituito un filo importante di rapporti tra Stati e cittadini dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e costruzione di uno Stato totalitario sempre più basato sul nazionalismo, sempre più basato sulla volontà di creare, di formare un nuovo italiano, un nuovo carattere dell'italiano, e quindi da questo punto di vista le premesse culturali possono essere l'insoddisfazione per l'Italia liberale e i vari nazionalismi che già nell'Italia prefascista avevano accompagnato la vita dello Stato italiano, quella deprecatio temporum che molti dopo l'unità d'Italia portavano avanti, perché l'Italia che era nata era un'italietta che non soddisfava le idee di grandezza che il nazionalismo italiano portava avanti, un vario antisemitismo italiano di origine cattolica, il razzismo di tipo coloniale, le tendenze antiparlamentari che poi trovano nel fascismo un sbocco, e addirittura un antisemitismo di sinistra portato avanti da alcune tendenze del sindacalismo rivoluzionario, con l'identificazione dell'ebreo come capitalista, sfruttatore e così via. L'idea quindi di una Italia nuova, più forte, di un'economia nazionale che sorreggesse le aspirazioni di grandezza del Duce si concretizzano poi in tendenze interne a settori di ricerca come la biologia, la demografia, la genetica, che portano avanti l'idea di una razza pura come fondamento di uno Stato potente. La categoria quindi di stirpe, di razza, entra ben prima del 1938 nel discorso pubblico sia scientifico sia pubblico del fascismo. Michele Sarfatti, che ha ripubblicato l'ennesima versione ampliata del suo libro Gli ebrei, il fascismo, ha da questo punto di vista indicato, mi sembra, un percorso molto interessante. Ha studiato le leggi sulla cittadinanza italiana, che sono fondamentali, perché se è vero che l'antisemitismo si situa nel punto di rottura tra cittadinanza e diritti, vedere come veniva concessa o revocata la cittadinanza è un elemento importante. Bene, mentre la legge sulla cittadinanza del 1912 dichiarava che la cittadinanza si perdeva o perché si prendeva una cittadinanza straniera o se si faceva il servizio militare a favore di un altro Stato o per le donne se si sposava un cittadino straniero, nel 1926 le leggi che regolano la cittadinanza ampliano le possibilità di revoca, perché la cittadinanza diventa un'attestazione di qualità morale. E già allora, in questa legge del 26, compare l'uso del lemma razza. Nel discorso dell'ascensione, poi nel 1927, Mussolini sostiene la necessità di curare la razza italiana, cioè il popolo italiano nella sua espressione fisica. E siamo già quindi all'interno di un razzismo che da culturale sta sfociando in un razzismo di tipo biologico. Se poi analizziamo il codice Rocco del 1930, troviamo i delitti contro la sanità e l'integrità della stirpe e si parla di attentato alla razza per questi delitti. La legge sul meticciato del 1934 introduce poi la diagnosi antropomorfica per stabilire chi è meticcio e chi è no. E già nell'estate del 1935 Mussolini tiene un discorso che
in parte ricorda quello successivo che abbiamo visto, in cui sostiene l'esistenza della razza e le loro gerarchie. È chiaro che quindi se vediamo tutti questi segnali, quello del 38 non appare più una svolta, ma appare casomai lo sbocco indispensabile e necessario di un percorso che era cominciato all'inizio, perlomeno all'inizio degli anni 20. Quindi è un percorso interno che soddisfa le necessità del fascismo di trovare un nuovo terreno di mobilitazione popolare, ripeto, dopo il fallimento del tentativo di creare uno Stato con lo Stato corporativo delle basi del tutto nuove nei rapporti tra cittadini e Stato. Che cosa c'entra la Germania in tutto ciò? C'entra nel senso che indubbiamente la Germania aveva dimostrato per prima che era possibile rompere il nesso cittadinanza-diritti con le leggi di Norimberga. Peraltro le leggi di Norimberga per alcuni aspetti erano meno rigide di quelle fasciste che verranno emanate nel 1938. In realtà sul tema delle relazioni italo-tedesche vi è una forte discussione tra gli storici e secondo alcuni addirittura sono i tedeschi che prendono gli italiani come modello per alcuni aspetti della legislazione razziale. Le cose sono abbastanza più complesse. Una ricercatrice italiana, Francesca Cavarocchi, ha dimostrato come in realtà anche all'interno della Germania vi fossero posizioni differenziate in merito all'antisemitismo e che l'ala Volkisch del Partito Nazionalsocialista considerasse l'Italia di Mussolini filo-ebraica, mentre è interessante che già nel 1934 l'ambasciatore tedesco in Italia sottolineasse la crescente insofferenza verso gli ebrei che si diffondeva nella società italiana. Indubbiamente i tedeschi sono molto interessati alla legislazione coloniale italiana, quella del 1937 che vi ho esposto. E accanto alle relazioni ufficiali a livello di ambasciatori vi sono contatti paralleli, per esempio tra i rappresentanti dell'antisemitismo italiano più avanzato, più radicale, gli esponenti del Partito Nazionale Socialista, e incontro tra i rappresentanti dei due partiti sulle politiche demografiche e sulle le politiche sanitarie nei due paesi. Quello che si dimostra dallo studio di queste relazioni è che davanti al manifesto del 38 e alla successiva legislazione razziale la reazione tedesca è di sorpresa, e questa è un'ulteriore dimostrazione che non erano certo stati i tedeschi a ispirarla. Alcuni la ritengono in effetti una svolta, altri però criticano perché sostengono che in realtà è una legislazione troppo debole, o meglio è rigida dal punto di vista legislativo, ma è insufficiente qualitativamente parlando per quanto riguarda l'espropriazione dei beni e l'internamento degli ebrei, cioè il passaggio alla fase successiva dalla discriminazione al pericolo della vita non è ancora evidente in questi non è ancora evidente. Fino al 1942 gli studi della Cavarocchi dimostrano che la Germania non interviene
nei rapporti tra italiani e ebrei. Dal 1942 comincia a intervenire soprattutto per la sorte degli ebrei italiani nei territori che sono caduti sotto il controllo tedesco e viceversa per la sorte degli ebrei stranieri nei territori caduti sotto il controllo italiano. Dal 1943 poi in realtà la politica di attacco alle vite degli ebrei viene condotta, come sapete, esplicitamente dalla Germania. Il tempo sta finendo, vorrei porre solo due questioni, anzi tre questioni rapidamente. Il primo, come diceva già Andrea Zannini, ci troviamo davanti a una vicenda europea, cioè in tutta Europa si diffondono una legislazione antisemita con degli strani cose piuttosto strane, quasi ridicole da un punto di vista legale, perché per esempio nei paesi satelliti della Germania si prende a esempio le leggi di Norimberga, ma le leggi di Norimberga parlano esplicitamente di sangue tedesco e di razza tedesca, allora come si fa a esportarle in altri paesi? Per esempio in Croazia Ante Pavelic sostituisce sangue tedesco con sangue croato, cioè si inventano nuove purezze razziali, come del resto la razza italica, che come ovvio non esiste. E quindi è una diffusione europea. Inviterei a tenere presente questo elemento anche nell'analisi di quello che succede oggi, perché è chiaro che l'Italia, casomai siamo arrivati per ultimi rispetto ad altri paesi dove il razzismo e il nazionalismo razzista hanno cominciato a diffondersi prima. Secondo, il ruolo della Chiesa Cattolica. Allora qui c'è stata tutta una storiografia revisionista, soprattutto di scattampo cattolico, che ha sostenuto che no, la Chiesa però con il razzismo biologico non ha niente a che fare, perché quello della Chiesa era un antigiudaismo e non un antisemitismo. Le cose sono molto più complesse, perché invece proprio l'antigiudaismo cattolico predispone comunque la società italiana ad accettare apparentemente con entusiasmo, se vediamo il filmato di Trieste, ma comunque con indifferenza, il salto all'antisemitismo. E poi in realtà anche all'interno della Chiesa Cattolica vi erano posizioni molto differenziate. L'ultimo fatto, la reazione degli italiani. Tutte le fonti sembrano dire che gli italiani sono indifferenti all'emanazione della legge razziale. Assistono apparentemente senza reazione alla scomparsa dei bambini dalle scuole, delle persone, degli ebrei dai posti di lavoro e così via. Uno scatto ci sarà nel 1943 col passaggio dalla discriminazione allo sterminio, e allora lì in effetti una parte almeno della società italiana si mobiliterà forse troppo, una parte almeno troverà delle forme di disobbedienza civile che permettono di aiutare gli ebrei, senza scordarsi che un'altra parte però collaborerà attivamente alla distruzione. Io ho voluto porre sul tavolo alcuni temi che mi sembra siano quelli emersi da queste celebrazioni, e vi ringrazio. Io ringrazio Paolo Pezzino, che è riuscito contemporaneamente a dare un quadro delle leggi e delle celebrazioni e della storiografia sulle leggi, quindi veramente un contributo di partenza fondamentale. Voglio solo dire una parola sulle scuse e naturalmente tutte le questioni che tu hai sollevato mi trovo d'accordo. È lo strumento scuse verso il quale forse essendo anch'io come buona parte degli italiani di estrazione cattolica ho una certa qual ritrosia. Per esempio credo che l'università statale in questi giorni
abbia fatto un'installazione con la quale ricorda sugli scalini tutti i 55 docenti che vennero espulsi nel 1938.